Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Selargius e quello che vi presento è un immobile indipendente. Per la precisione un appartamento indipendente diviso su 2 livelli più un livello cortile, quello dove siamo in questo momento. Caratterizzato da un accesso pedonale indipendente e da questa parte un accesso carrabile sempre indipendente. Il cortile privato su cui si affaccia solo e esclusivamente l'appartamento in questione è di circa 35 metri quadri. Da questa parte un semplicissimo posto moto e qua le scale che portano direttamente all'ingresso dell'appartamento al primo piano con portoncino blindato. Seguitemi. Scale che girano all'interno, da questa parte portoncino blindato, si accede direttamente al primo piano che è il vero e proprio ingresso, e direttamente su una veranda. Da questa parte abbiamo la possibilità di accedere alla veranda e ai vani della zona giorno, e da quest'altra parte, lo vedremo più tardi, si sale su verso l'open space, la zona al piano superiore. Di qua la veranda attualmente altamente utilizzato come camera e come soggiorno. Abbiamo un'ampia zona di circa 20 metri quadri con l'accesso da questa parte al disimpegno con la zona notte e da questa parte ad una veranda attualmente chiusa da vetrate. Di qua disimpegno estremamente semplice con ripostiglio nel retroporta e qui bagno compatto ma completo. Bagno finestrato, abbiamo doccia, WC, bidet e lavello. Da questa parte invece camera facente appunto funzione di camera matrimoniale, split inverter. Da questa parte la finestra che dà appunto sulla veranda. Ritorniamo da questa parte, giusto per farvi vedere la profondità della veranda, utilizzata a tratti anche come ripostiglio, come locale di sgombero, lungo tutta la lunghezza dell'immobile. Che chiaramente con le vetrate, le zanzariere, diciamo, gli infissi a zanzariera, porta, diciamo, aria e luce, soprattutto nella parte pomeridiana, dato che il sole tramonta appunto da questa parte qua. Ritorniamo in prossimità dell'ingresso per andare a vedere il secondo piano, che è praticamente un piano mansardato open space. Da questa parte secondo piano, caratterizzato qua dall'ampio open space, e 2 verande, un terrazzino esattamente per la precisione da questa parte e più la veranda con zona lavanderia da questa parte. Abbiamo la caldaia per la gestione autonoma sia dei riscaldamenti a radiatori che per l'acqua sanitaria, e qui la zona lavanderia con lavabo. Da questa parte invece per tutta l'altezza che contraddistingue abbiamo fondamentalmente 2 ambienti, da questa parte la zona cottura e da questa parte la zona relax, tra l'altro impreziosita anche da un ampio camino che funge sia da riscaldamento che chiaramente da cornice per le serate da passare sul divano. Ricordiamo un piccolo dettaglio: questa finestra che esiste, da questa parte la possibilità di predisporre un eventuale bagno, dato che la colonna montante passa esattamente qua sopra. Da questa parte invece la zona giorno, la zona cottura, con la cucina angolare, il tavolo, la finestra e qua il terrazzino. Terrazzino semi-abitabile che dà appunto come sfondo sulla chiesa, diciamo, di Selargius, e con l'immancabile barbecue per le arrostite. Ritorniamo nella zona giorno per i dettagli finali. Siamo a Selargius e quello che vi stiamo presentando è un appartamento, diciamo, indipendente, perché comunque a tutti gli effetti terra
terra e tetto è assolutamente autonomo, un appartamento con 2 vani più un ampio open space con cortile al piano terra, accesso sia carrabile che pedonale. Per voi potrebbe essere un'ottima occasione. Io sono Roberto Putu della Remax Mistral di Cagliari. A voi tutti buoni acquisti immobiliari.